Presentato ieri alla stampa dall'assessore Gianni Tuttolomondo alla presenza del sindaco Franco Miccichè, del comandante della polizia urbana Gaetano Di Giovanni e della consigliera comunale di Diventerà Bellissima Claudia Longi, un'iniziativa di sensibilizzazione che l'amministrazione di Agrigento ha voluto fare sul rispetto dei posteggi per i disabili. L'iniziativa, denominata "Se vuoi il mio parcheggio prendi il mio handicap", è il messaggio che l'amministrazione comunale di Agrigento lancia per sensibilizzare infatti gli automobilisti al rispetto dei parcheggi per i disabili nelle vicinanze degli stalli di sosta riservati ai portatori di handicap. Un'apposita tabella, come vediamo dalle immagini, è stata mostrata oggi e nei prossimi giorni sarà posizionata sotto la segnaletica tradizionale che indica il posto auto riservato ai disabili. Un chiaro invito a riflettere e a rispettare i diritti altrui. L'iniziativa nasce dalla collaborazione, come ha detto l'assessore Tuttolomondo, con le associazioni del terzo settore, l'Unione dei Ciechi, le Nuove Ali, la Caritas, la Diocesana, Vita Autismo, CAP, Cooperativa Sociale, e mira a sensibilizzare la popolazione. L'ordinanza emessa dal comandante della Polizia Urbana di Agrigento su proposta dell'assessore Tuttolomondo prevede inoltre l'istituzione di circa 31 nuovi stalli riservati ai veicoli a servizio di persone disabili in possesso di apposito contrassegno. Tra queste la discesa Porto Empedocle, il piazzale Aldo Moro, uno in piazza Sinatra, via Ugo Lamalfa, piazza Vittorio Emanuele, Quadrivio Spinasanta, via Crone, 2 in via Atenea, una in via Belvedere fronte Chiesa Santa Maria della Pietà di Giardina, una in via Belvedere sempre a Giardina Gallotti. Importante, significativo, ma prima di tutto devo ringraziare i due ragazzi qui accanto a me, l'assessore Gianni Tuttolomondo e il consigliere comunale Claudia Longi, che hanno fortemente voluto portare avanti questo progetto. Naturalmente Gianni come assessore al ramo e in prima persona è stato impegnato. Devo dire la verità, gli ho dato carta bianca perché il suo impegno è stato massimo, ripeto, assieme anche al consigliere Alongi, grande maturità, grande ingegno, perché come voi avete visto e avete anche fotografato, penso che sia forse unico in Italia questa tipologia di cartellonistica, che verrà quindi riprodotta per i 31 stalli che noi abbiamo sistemato per Agrigento, ma è l'inizio di una grande prova. È un tema a me molto caro, in quanto con le associazioni abbiamo deciso di sviluppare questa campagna di sensibilizzazione per cominciare un progetto di abbattimento delle barriere architettoniche. Purtroppo capite bene che al momento le casse del comune sono quelle che sono, quindi non possiamo fare chissà quali progetti. Però questo credo sia un segnale importante che l'amministrazione dà ai cittadini, anche alle persone più in difficoltà, in quanto vogliamo inculcare nella nostra popolazione che il rispetto per l'altro, ecco, per la persona che ci sta vicino, che magari non ci facciamo caso, perché è capitato sicuramente a chiunque di parcheggiare anche per 5 minuti in questo posto riservato, che è anche una violazione del codice della strada, ma è anche lo schiaffo morale che si dà alle persone che soffrono un disagio. Quindi questo speriamo di dare sia una botta morale alla città, ma anche un ammonimento per dire: pensiamo un attimo a quello che stiamo facendo e rispettiamo gli altri. Che, sinceramente in questa campagna sono stato molto contento che il comandante, la giunta, il sindaco, che ero supportato anche con l'iniziativa parallela che abbiamo aumentato di 31 unità i posti riservati ai disabili per una prima tranche, che poi vedremo nel frattempo se ne serviranno altri, questo lo vedremo più in là. Sinceramente questo, io ringrazio ancora Franco, il sindaco, per avermi dato questa fiducia immensa, come ringrazio il presidente Musumeci, l'onorevole Savarino, che è l'assessore Razza, che mi hanno supportato, che è qua anche un rappresentante della mia lista del mio partito, Claudia Longi, che mi sta supportando anche in questo e in tanti altri progetti. Io sono convinta che Agrigento abbia guadagnato tantissimo con un assessore come Gianni Tuttolomondo, perché si sta facendo portatore insieme a tutto il movimento di Diventerà Bellissima di una vera e propria battaglia di civiltà, e questo è il primo passo di grandi cambiamenti e grandi trasformazioni che ci auguriamo presto di vedere in atto in città.